Sesta corsa dall'Arcoveggio, il centrale del pomeriggio di corse riservato a cavalli di 4 anni, buona qualità e buona moneta al traguardo. Sono in 8 al via lo schieramento: 1 Frittelli, 2 Fenice del Ronco, 3 Flash NP, 4 Fiamma BFC, 5 Flicca, 6 Fashion Cup, seconda linea 7 Fetonte SL, 8 Fabio B. Proprio Fabio B è il più appoggiato in chiusura, appena sotto la pari. Flash NP comunque molto vicino nella valutazione. E poi Fenice del Ronco, macchina che accelera con la velocità iniziale di Flicca. Flicca in poche battute si porta a condurre, supera Fenice del Ronco e Flash NP. Lungo la corda c'è l'errore intanto di Fetonte SL, lungo la corda Frittelli. Numero 7 Fetonte SL Fenice del Ronco riesce ad squalificato. anticipare Flash NP e punta dritto su Flicca per ottenere strada in 300 metri. All'esterno c'è Fabio B, è già a ridosso, quindi Fabio B dopo 400 in 31,1. Qui Fabio B è riuscito a sopravanzare da dietro Flash NP, mentre in terza posizione lungo la corda è sempre Frittelli a precedere Fiamma BFC per corsie esterne, quindi Fashion Cup. Intanto i 600 in 46,7, andatura di tutto comodo fin qui. E Fenice del Ronco guida. All'esterno si impegna Fabio B con in schiena Flash NP. Lungo la corda rimane Flicca. Poi Frittelli. Intanto se ne va il chilometro coperto nell'ordine dell'1,15 netto con un parziale in 14,3. Ora i primi due si distaccano, prendono un paio di lunghezza agli avversari, con Fabio B che insiste all'attacco di Fenice del Ronco che replica. 400 alla conclusione, parziale in 13,9. I due si avvantaggiano nettamente. Flash NP in terza posizione lungo la corda ora, dopo il calo di Flicca. Intanto i primi due hanno preso nettissimo margine di vantaggio e Fenice entra ancora al comando addirittura d'arrivo. Fabio B che prova l'ultima offensiva. Fabio ci prova, Fenice si difende, Fenice in vantaggio a 50 dalla conclusione. Fabio guadagna qualcosa, ma Fenice è in grado di portare a casa la vittoria. Al secondo Fabio B, al terzo è Flash NP. 1,13,7, 29,5 a chiudere, ma 28,2 nel penultimo quarto. Alla prima per Gennaro Casillo, fa subito centro. Fenice del Ronco, Vincenzo Luongo in sediolo. Una prestazione davvero con parziali notevoli nel quarto conclusivo, 28,2, poi 29,5. Andiamo a rivedere le battute finali. Guadagna qualcosa Fabio B che corre bene a sua volta, ma Fenice del Ronco è imprendibile e vince ancora con una incollatura abbondante sul traguardo. Al secondo Fabio B, al terzo finisce Flash NP. Il successo, il raddoppio per Vincenzo Luongo e Gennaro Casillo, per conto del signor Stefano Bondi.